sole caldo di domenica 7 ottobre 2007 ha illuminato la festa dell'uva e del vino, che si è aperta con lo sfilare di un corteo di Ferrari. L'evento, promosso dalla Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore, che abbraccia il porto gruarese con degustazioni di vino Lison Pramaggiore e formaggio Montasio. Oggi tutto il territorio vitivinicolo del Veneto orientale è in festa, è la festa del suo prodotto principe che è i vini DOC Lison Pramaggiore. Da tutte le piazze del Veneto orientale, dai vari comuni, nelle piazze c'è uno stand in collaborazione con la Proloco di degustazione dei vini tipici nostri, della nostra zona e del formaggio Montasio. È insomma un grande brindisi che parte da questo territorio vitivinicolo rivolto al mondo dei consumatori con l'augurio che degustino i nostri prodotti. Hanno partecipato a questo brindisi collettivo per celebrare gli aromi e i sapori del Made in Italy gli stand allestiti nelle piazze di Porto Gruaro, Annone Veneto, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Fossalta di Porto Gruaro, Bibione, San Michele al Tagliamento, Caorle, Concordia Sagittaria, San Stino di Livenza e Torre di Mosto. Festa dell'uva e dei vini DOC Lison Pramaggiore, degustazione dei vini tipici locali e del formaggio Montasio. È una manifestazione che si ripete oramai da diversi anni in collaborazione con la Mostra Nazionale dei Vini di Pramaggiore. Ritengo che sia una iniziativa da supportare anche dalle nostre istituzioni più alte, parlo di provincia che in questo caso è presente, e di conseguenza si ha la possibilità di far degustare i nostri prodotti più tipici del Veneto orientale. In collaborazione con la Mostra Nazionale dei Vini ci sono varie manifestazioni, questo è segno di collaborazione di tutte le Proloco del Veneto orientale con, ripeto, la Mostra Nazionale dei Vini di Lison Pramaggiore. La festa è di ottimo auspicio per la sempre maggiore qualità che è riconosciuta alla produzione del Veneto orientale.